Amici di Venti del Territorio, ben ritrovati, buon 2025 a tutti. Parte la nuova stagione del nostro programma che ci accompagna nel territorio alla ricerca delle sagre enogastronomiche che promuovono il nostro territorio, appunto. Qui siamo a Miane, siamo alla sagra di Sant'Antonio Verroman, organizzata dal Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio Verroman. Con noi Giulia Bortolini, che è la presidente di questo gruppo festeggiamenti, che però è anche a nome in memoria di mio fratello, che ha fatto per 30 anni il presidente del vecchio comune. Esatto, quindi ben ritrovata anche a te, Giulia. È un piacere averti qui. Si parte alla grande, dietro di noi abbiamo un calendario foltissimo, tre settimane ricche. 3 belle settimane ricche che si concludono il giorno 26 con il pranzo del radicchio, che facciamo anche la settimana prima, per cui il 19 e il 26 c'è il pranzo del radicchio con 350 persone. Quello che mi inorgoglisce di più, e scusatemi se lo sono, ci mancherebbe altro, sono i 107 volontari che ha questa sagra, tutti che vengono e che lavorano, tutti col sorriso. È veramente una soddisfazione vederli lavorare. Grazie intanto per l'invito e buon anno a lei e a tutti. È un piacere per noi aprire così l'anno, perché intanto la sagra di Sant'Antonio è una tradizione a cui ci teniamo in modo particolare e devo dire a cui io sono molto legata, perché ricorda Sant'Antonio, la nostra chiesetta di Vergoman, dove io ho abitato, sono originaria di lì, quindi ho un legame anche affettivo. È una bellissima tradizione, ha sempre molto successo, tra l'altro, perché a parte la qualità del prodotto che ci garantiscono sempre, e poi è molto sentita, e devo dire anche merito comunque ai tanti volontari che si dedicano. Giulia, i piatti ormai sappiamo sono quelli tradizionali, ma per i nuovi telespettatori quali sono i piatti tipici clou di questa sagra? Allora, la minestrone di fagioli, i fagioli con la pechetta, che è la gamba del maiale, i fagioli con la farina, che vengono i fagioli normali ai quali viene aggiunta la farina, messi in un piatto a raffreddare, poi passati alla griglia. E le trippe sono il nostro cavallo di battaglia. Solo il sabato scorso ne abbiamo fatti 2 quintali, per cui adesso penso sui 4-5 quintali a fine sagra. Siamo vicini a tutte queste iniziative, anzi le sosteniamo nei modi possibili, perché la ricchezza di una comunità dipende tanto da tutto questo, e il volontariato è la parte principale. Le persone che si dedicano al bene comune sono una risorsa e una ricchezza di cui veramente a cui teniamo e che sosteniamo. A te la parola per invitare i telespettatori a venire per i prossimi 2 weekend. Sicuramente a te la parola. Allora, venite ad assaggiare la roba da mangiare come si mangiava una volta. Il nostro motto è far mangiare come una volta a Miane, alla sagra di Sant'Antonio. Siamo al centro polifunzionale di Miane, sagra di Sant'Antonio Verroman. Giulia e tutti i suoi 107 collaboratori vi aspettano per offrirvi degli ottimi piatti come la tradizione comanda. Siamo al caldo, siamo in un centro polifunzionale, appunto, riscaldato. C'è, per chi avesse ancora un po' più di freddo, c'è anche dell'ottimo vino rosso, ma sicuramente Giulia saprà accontentarvi in tutto e per tutto nel limite del possibile. Vi aspettiamo. E ringraziamo tantissimo anche tutti i volontari. Grazie, senz'altro a loro un applauso soprattutto. Noi ci vediamo alla prossima puntata, di nuovo buon anno, e ricordatevi il prossimo weekend del 15-16 gennaio e quello del 26, venite qui a Miane alla sagra di Sant'Antonio Verroman.